Benvenuti, oggi è venerdì 22 novembre 2024. Il sole sorge alle 6:46 e tramonta alle 16:45. La luna si leva alle 23:10 e cala alle 12:35. Oggi si celebra Santa Cecilia, protettrice di musicisti, poeti e cantanti. Il nome Cecilia deriva dal latino e significa cieca. Il 22 novembre di ogni anno si tiene la Giornata Nazionale della Sicurezza nelle Scuole. Istituita dalla legge Buona Scuola, è stata definitivamente concordata per la data dell'anniversario del crollo avvenuto nel 2008 al liceo Darwin di Rivoli. La collaborazione con le scuole e gli enti locali è fondamentale nel monitoraggio degli edifici per la sicurezza degli studenti, degli insegnanti e di tutto il personale che li frequenta. Auguri a Scarlett Johansson, oggi quarantenne. Esordisce al cinema da bambina e da quel momento la sua carriera decolla. Per i suoi ruoli nei film La ragazza con l'orecchino di perla, Lost in Translation, Una canzone per Bobby Long, Match Point, Storia di un matrimonio e Jojo Rabbit. Ha ricevuto in tutto 5 candidature ai Golden Globe, 4 al premio BAFTA e 2 al premio Oscar. Gli ultimi film a cui ha preso parte sono Asteroid City, North Star e Fly Me to the Moon, le due facce della luna. L'anno prossimo la vedremo invece in Jurassic World Rebirth, con la regia di Gareth Edwards. Buon compleanno anche a Mark Ruffalo, che compie 57 anni. Inizia a recitare al cinema alla fine degli anni 90, raggiungendo consensi da parte di pubblico e critica per svariate interpretazioni, come Zodiac di David Fincher e Shutter Island di Martin Scorsese. Riceve 3 nomination ai premi Oscar per le sue interpretazioni, tra le quali quella ne Il caso Spotlight. E infine auguri anche al cantante Leo Gassman, che festeggia oggi 26 anni. Nel 2018 partecipa a X Factor e nel 2020 partecipa al Festival di Sanremo, vincendo con il brano Vai bene così. Il 4 dicembre 2022 è stata annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023, nel quale arriva 18° con il brano Terzo Cuore. Il suo ultimo album è uscito nel febbraio 2023 e si intitola La strada per Agartha. Dall'11 febbraio di quest'anno l'abbiamo potuto vedere nei panni di Franco Califano nel film televisivo Califano. Nel deposito di libri della Texas School gli agenti trovano un fucile nascosto tra gli scatoloni. Appartiene all'operaio Lee Oswald, accusato di aver assassinato il presidente Kennedy a Dallas il 22 novembre 1963. Dal punto di vista mediatico l'evento è seguito con una diretta non stop di 4 giorni e segna un primato nella storia televisiva. Ma sapreste definire cos'è una batteria? Si tratta di un apparecchio che permette di depositare energia chimica per poi trasformarla successivamente in energia elettrica quando vengono collegate ad un circuito e viene creata una corrente. Alcune batterie, le cosiddette pile, sono monouso, mentre altre, chiamate accumulatori, possono essere ricaricate. Di quest'ultima categoria fanno parte le batterie al litio, presenti nei nostri cellulari e ricaricabili varie centinaia di volte. Buongiorno ai 12. Il Sole è in Sagittario e i segni di fuoco godono in questo momento di una grande pienezza. Bene, Sole e Luna intanto continuano a rabbonire un po' tutto lo zodiaco. Vediamo cosa succede. Ariete, decisamente interessante il fatto che il Sole comincia a darvi grandi energie, a rendervi grandi, e l'ambizione di Marte è assolutamente motivata da una nuova plancia operativa in cui potete muovervi con grande serenità. Aumentano le ambizioni, aumenta la popolarità e tra poco
dopo la passione arriva anche l'amore. Toro, la vostra giornata oggi è una giornata che finalmente gode di una serenità nel cielo che consente al sole di non essere più nella vostra opposizione. È un periodo di serenità, anche se i tumulti generati da Urano e il sole ancora si fanno sentire. Dovete lavorare solo sulla capacità d'accettazione e ricostruire la vostra forza amatoria con una bella Venere di Trigono. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata che comincia a fare i conti con l'opposizione del Sole. È il periodo del Sagittario, per cui Sole e Mercurio si oppongono ai vostri gradi. La vostra identità sarà confermata non tanto dalla capacità di esprimervi, quanto dal vostro fascino e dal vostro carisma innato. Tentate di muovervi tra le persone non aspettandovi di essere capiti, ma semplicemente di essere letti nelle vostre azioni che parleranno molto di più delle parole. Cancro, la vostra giornata oggi prevede una luna potentissima, fiera il Leone, con un bel sestile a Giove e un bel trigono a Mercurio. Tenterà infatti di sopperire alle mancanze comunicative sia di Gemelli che di Sagittario. Oggi sarete carismatici e proporrete comunque alla vostra squadra un nuovo assetto che verrà accolto in una maniera abbastanza positiva. Vergine, una giornata oggi che prevede la pesantezza della quadratura del Sole, un po' di stanchezza, peraltro Nettuno e Saturno non vi aiutano, per cui oggi dedicherete la giornata con un po' di intuizione a sistemare delle cose lavorative. Non sentitevi però soffocati da tutti questi impegni, perché sono proprio quelli che in fondo desideravate per cambiare totalmente lo stato delle cose. Bilancia, la giornata oggi prevede una luna molto amica, una luna che vi farà intuire qual è la direzione giusta e darvi gli strumenti per parlare ai familiari o ai referenti lavorativi in una maniera efficace e molto professionale e molto attenta. Mentre la quadratura di Venere ancora si fa sentire, sta lavorando assieme a Saturno per costruire un futuro affettivo un po' più certo, forse facendovi dimenticare qualcuno dal passato. Scorpione, il vostro cielo è limpido e sgombro da pianeti, non avete nessun astro nei vostri gradi in questo momento, cercate quindi di riuscire a sfruttare questo momento di calma e di pace per dare un senso affettivo alla vostra vita senza inseguire per forza dei sogni a volte un po' irrealizzabili. Sagittario, la giornata di oggi è riscaldata da un sole nei vostri gradi che comincia ad attivarsi e già dialoga con la nuova posizione di Plutone in Acquario. Oggi è una giornata che vi dà tutti gli strumenti per trasformare le cose. Agite però, non fate proclami e soprattutto non avvertite prima dei vostri intenti alle persone a voi vicine, in maniera forse un po' scaramantica, ma sicuramente efficace e che vi dà tutti i margini di riuscita. Capricorno, giornata oggi che prevede un'eroica Venere, sempre che dialoga con un Saturno che non vuole proprio mollare dal vostro intento di vivere una vita un pochino più confortevole. Oggi è la salute la protagonista, proprio perché avete deciso di curare forse qualche acciacco o qualche problema ricorrente. Ricordate bene di fare esercizio, perché ossa, denti e cartilagini sono sempre i vostri punti deboli. Acquario, giornata oggi con un Plutone che comincia a dialogare con tutto il resto del planetario, con un Sole amico in Sagittario che vi fa sentire meglio, vi dona carisma e che vi riporta il sorriso, vi rende di nuovo gli amici più interessanti dello zodiaco, pieni di fascino e carisma. State seducendo tutto e tutti intorno a voi, il vostro successo lavorativo continua, ma è l'amore che deve ancora completarvi. Pesci, giornata oggi molto interessante. Nonostante la quadratura del Sole in Sagittario che vi può un po' staccare, oggi riuscirete comunque a portare a casa dei risultati ottimali al lavoro, con una bella Venere che incide sul vostro Saturno, ma anche il Sole che dialoga ancora col vostro Nettuno vi dà ancora speranza nei sogni. Probabilmente qualche finanziamento per qualche progetto importante è in discussione. Non siate pessimisti, vedrete che avete una bella sorpresa. Il 22 novembre del 1995 esce nelle sale Toy Story.
È il primo film d'animazione creato interamente al computer. Rappresenta anche un punto di svolta nella carriera di Steve Jobs, che in quegli anni vede il suo capitale diminuire. Jobs detiene l'80% della Pixar e in seguito al grande successo al botteghino di Toy Story quota la società sul mercato, diventando nuovamente miliardario. Quando ti trovi in una situazione in cui qualcuno è un po' vessato e capisci che avrebbe bisogno di un po' di respiro, l'espressione in inglese che puoi utilizzare è cut somebody some slack. Letteralmente tagliare a qualcuno un po' di allentamento. Si può rendere in italiano con dare un po' di tregua. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è lo scrittore francese premio Nobel nel 1947 André Gide. Un'esistenza inquieta la sua, alla ricerca di un possibile equilibrio tra due strade inconciliabili. Da una parte il freno morale imposto dall'ipocrisia delle regole etiche del suo tempo, dall'altra l'irrinunciabile esigenza di essere ciò che si è. Il suo racconto, Corridon, fu una delle opere più coraggiose scritte in tema di omosessualità. Ci salutiamo con la frase del giorno. Quando io morirò, tu portami il caffè e vedrai che io resuscito come Lazzaro. E anche la puntata di oggi termina qui. Vi rinnovo l'appuntamento a domani per scoprire curiosità e informazioni dal mondo. Buon inizio weekend e buona giornata dalla vostra Martina.